costretti a sostare in pronto soccorso anche nel caso ci fossero pazienti gravi in codice rosso o giallo. Parliamo dei bambini che giungono al Giovanni Paolo II dell'ASL di Olbia. Da poco più di 2 mesi, infatti, dal 1° aprile scorso, è stato sospeso il pronto soccorso pediatrico, un servizio per le emergenze riservato ai bambini, una struttura ad hoc con personale e stanze dedicate, un progetto e un servizio pubblico voluto e ottenuto un paio d'anni fa che ha consentito a migliaia di piccoli malati di avere una corsia preferenziale con personale specializzato. Da 2 mesi però, probabilmente a causa dei tagli imposti da un percorso di razionalizzazione dei costi e nonostante il recente concorso per infermieri, al pronto soccorso pediatrico non è stato assegnato il personale necessario, con la conseguenza che il servizio è stato sospeso. Lo scorso anno i bambini che hanno usufruito del pronto soccorso pediatrico sono stati oltre 4.000, 4.466 per la precisione, con una media di circa 300 bambini al mese da gennaio a giugno e con punte di 600-700 al mese nel periodo di luglio e agosto. L'assenza del servizio obbliga i bambini a sostare nelle aree comuni a tutti i pazienti, con i disagi e i pericoli che ne derivano, se si considera che in pronto soccorso giungono diversi malati con diverse tipologie, dai traumatizzati a persone con lesioni. Una volta effettuata l'accettazione, poi, i bambini con i loro genitori devono attendere che il pediatra di turno nel reparto, cioè colui che già si deve occupare dei degenti, sia disponibile per la visita. Una prassi che inevitabilmente fa perdere minuti preziosi e sta sollevando una serie di polemiche. Possibile, si chiedono i genitori, che gli sprechi siano nel pronto soccorso pediatrico?